Dalle piscine olimpiche di Tokyo 2020 a quelle di Jesolo. Proprio la località balneare veneziana ha infatti ospitato in questi giorni gli allenamenti della nuotatrice dei record Federica Pellegrini, in vista della partenza odierna per l'International Swimming League di Napoli, in programma dal 26 agosto. Oggi partiamo per l'ISL di Napoli e quindi avevo bisogno di nuotare. Logico che le Olimpiadi sono state l'ultima gara importante, però diciamo che se tutto va bene con l'ISL io dovrei chiudere natatoriamente parlando verso novembre e quindi è proprio un passaggio molto graduale. Adesso l'International Swimming League che cominceremo a Napoli il 26 è una gara diversa perché è una gara a squadre, e noi portiamo un punteggio per la nostra squadra gareggiando, quindi è una gara molto diversa dal solito, molto divertente e sono contenta che appunto ci sia questo passaggio tra una vita e l'altra con in mezzo questa gara. Sarà comunque un'attività impegnativa anche fuori dal nuoto, vista la recente elezione nella commissione atleti all'interno del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Io credo fortemente alla lotta contro il doping, a cercare di far partire gli atleti tutti dallo stesso livello e diciamo, il benessere mentale è un tema molto caldo che diciamo, è venuto alla luce in queste ultime Olimpiadi più che mai e sono contenta che sia emerso così forte. E io penso che il CIO farà molto da questo punto di vista. E nel futuro di Federica Pellegrini rimarrà comunque sempre a Jesolo, dove ha da poco trovato casa. Io ho passato tutte le mie estati di vacanza in famiglia da quando ero piccolissima qui a Jesolo, quindi Jesolo è rimasta un po' un posto del cuore e soprattutto il ritrovo della famiglia d'estate, per questo che comunque era qualche anno che cercavo casa e finalmente l'ho trovata, ma proprio per tutta la famiglia, per avere un punto di incontro alla fine di un anno e trovarsi tutti insieme.